L'occasione è quella di cominciare con un brindiamo idealmente tutti insieme, perché si tratta di festeggiare un decennale importante, decennale di una persona che ha creduto a un suo sogno da molto tempo e che 10 anni fa è riuscito con le sue sole forze, con la sua determinazione, col suo coraggio, a far partire questa fabbrica del vedere, un piccolo museo pieno di tesori straordinari. E quando Carlo mi ha detto tutto doveva svolgersi proprio fino all'ultimo momento, il libro è appena uscito, che avrebbe voluto raccogliere questi suoi cataloghi di questo decennale che aveva ogni anno realizzato in un volume unico. Io l'ho creduto un'idea bellissima, perché in un volume così bello voi potete vedere sia il progetto museale di Carlo, o almeno una linea del suo progetto museale, come l'ha architettato. Carlo è un architetto di fatto, che ha fatto moltissime cose, un po' come Ulisse Politropo, ha cercato di fare molte cose nel campo del cinema e c'è riuscito in tante cose, ma lentamente, raccogliendo dei materiali, è riuscito a individuare delle linee che portavano alla realizzazione di questo suo sogno di creare un luogo di memoria che andasse dal precinema al cinema e che cercasse di aiutare i pubblici a vedere come funzionano i meccanismi del vedere. La fabbrica del vedere si chiama il suo museo. Gli antichi, i greci, i latini usavano tantissimi verbi per definire il vedere. Usavano idein, vedere con la mente, teorein, teorizzare, con la taumazein, meravigliarsi, sentire la meraviglia di fronte, e ancora istorein, cercare di capire, interpretare quello che vedevi. Io ho cercato di sviluppare l'istorein, però c'erano anche molti altri verbi usati per esempio dai latini per il videre, l'inspicere, il conspicere. Inspicere è un verbo che va benissimo alla fabbrica del vedere, cercare di entrare nei meccanismi e vedere come smontarli e vedere come sono fatti, come fanno i bambini con degli oggetti, li scassano. Invece lui è sempre stato incuriosito da come funziona il meccanismo del vedere, materialmente anche. Poi ci sono altri livelli, il contemplare, il mostrare. Mostrare è un altro verbo che va bene. Lui è un collezionista. Io ho conosciuto, per il mio vagabondaggio in tutto il mondo alla ricerca di collezionisti, ho conosciuto tanti collezionisti, alcuni che avevano proprio il difetto di difendere i propri tesori, li aprivano, ma a te personalmente ti porto a fare la visita guidata nei miei tesori. Invece ci sono i collezionisti che desiderano da subito rendere pubblico, condividere questa loro ricerca, il piacere che hanno ottenuto nel raccogliere delle cose. Mirare,
vigilare, altro verbo che va bene, prendersi cura di questo. Io appunto quando ho pensato in questi giorni ai miei incontri, da dove arriva la mia conoscenza con Carlo Montanaro, mi è successo qualcosa che Zanzotto diceva me gas la vinà dentro un ricordo di quasi 60 anni. Ho visto Carlo Montanaro è molto più giovane di me, insomma, e quindi l'ho visto che andava ai cineforum da più piccolo, ma l'ho incontrato ai cineforum creati da Bassotto nei primi anni 60, ma poi l'ho incontrato una volta a una mostra al Cavallino su Hans Richter, 65, e allora mi è parso interessante questo ragazzo che andava, io in quell'anno proprio ero dibattuto tra laurearmi in arte contemporanea appunto sulle avanguardie, quindi Hans Richter mi attirava molto, e poi l'ho conosciuto, abbiamo avuto non solo delle persone, ma anche dei luoghi di formazione comuni. Giustiniana con il Cineforum, per me io andavo sia al Cineforum che al Pasinetti per avere il più possibile di opportunità ma poi c'era la Mostra di Venezia dove ci siamo formati. Io da lidense ho tentato di cominciare molto presto nei modi più irregolari possibili, andare alla Mostra di Venezia, arrampicandomi, facendo tutte le cose che consentivano a un ragazzo che non aveva ancora 18 anni di entrare. Scusate se parlo anche di me, insomma, ma credo che possa. Poi nel 72, mi sembra 72 o 73, lui ha organizzato una retrospettiva importante su Pasinetti a Conegliano. Io avevo da qualche tempo tra le mani la tesi di Pasinetti, che avevo deciso, mi aveva il mio il professore con cui mi ero laureato e lavoravo, mi aveva detto perché non pubblichiamo sta tesi di Pasinetti. A me non aveva dato tutta questa sensazione di essere, mentre invece se avessi avuto più mentalità, era ancora la mia fase semiotico, strutturalista, e avevo detto, beh, bravissimo, una cosa straordinaria, ma non è una cosa da pubblicare come un evento, non ne avevo capito l'importanza. Invece per Carlo Montanaro era partito la linea Pasinetti delle sue ricerche che lo porterà poi alcuni decenni dopo, in maniera tutt'altro che semplice, ma ereditando anche l'archivio, parte dell'archivio di Pasinetti che si è salvato, lo porterà a realizzare il più grande ricordo di Pasinetti, pubblicando recuperando, restaurando tutti i suoi film e facendo studiare e studiando tutta la sua attività, l'insieme di questa enorme attività di cui siamo anche molto orgogliosi, personalmente anche perché è stata la prima tesi di laurea in materia cinematografica italiana. Poi com'è che ancora incontro Carlo qualche anno dopo? Adesso io non ho più il mio archivio, però ho conservato dei fogli. Tra questi fogli ho trovato dei fogli della situazione della Cineteca di Carlo Montanaro dell'80. 4 fogli. Beh, in quel periodo io avevo praticamente già chiuso il primo volume della mia storia del cinema italiano e quindi avevo tentato di esplorare a tappeto
tutte le cineteche del mondo per sapere cosa c'era ancora di memoria del cinema italiano. Era una cosa veramente... E in Italia non ti facevano vedere niente e non c'era praticamente niente o quasi, se no a Torino. Erano materiali invisibili. Invece in giro per il mondo, acquistando anche qualche film a Los Angeles o a Rochester, a Buenos Aires, c'erano ancora dei film italiani. Io ne ho visti molti alla Library of Congress, ma cercavo di procurarmi tutto ciò che i collezionisti italiani e stranieri potessero avere di utile. Carlo Montanaro non aveva film italiani muti che mi fossero utili, però aveva delle cose straordinarie. Era il primo che aveva raccolto i film d'avanguardia, il primo che aveva raccolto una serie di capolavori dell'animazione e il primo che aveva raccolto a 8 e 16 mm una serie di capolavori del muto, soprattutto del muto, ma avevo scoperto che aveva anche Roma città aperta, Ladri di bicicletta, insomma aveva dei film che probabilmente era riuscito a procurarsi dalla San Paolo, insomma come facevano in quegli anni anche altri miei amici. Io negli anni 80 negli anni 70-80 ho seguito non tanto i suoi progetti che intanto maturavano la sua crescita, ma ho seguito altri sogni padovani, Piero Tortolina che raccoglieva film e comprava film in America per fare una cineteca che circolasse nei cineclub che si stavano sviluppando in quel periodo, una straordinaria cineteca. Io che avrei dovuto farla con lui ero più per il rispetto delle istituzioni, non il privato, quindi mi sono sganciato da questo progetto, mentre ho condiviso il progetto della Lanterna Magica di Laura Mini-Cizzotti, che è diventato un museo 20 anni dopo a Padova, con la fortuna di avere il museo Palazzo Angeli in Prato della Valle, esattamente nel piano in cui Canaletto ha disegnato con la sua macchina ottica, la camera ottica, ha disegnato Prato della Valle. E i Sartori che progettavano il museo della maschera mondiale. Quindi il Veneto intanto doveva ancora partire, ma Carlo raccoglieva materiali, molti materiali, investendo di tasca propria, fotografie, manifesti, film, e poi lentamente sarebbe partito anche con la fotografia veneziana, con apparecchi veneziani che l'avrebbero portato ad avere uno dei pochi megalettoscopi di ponti che esistano al mondo. E devo dire, sono particolarmente felice oggi che celebriamo qui in questa sede questo libro, perché l'Istituto Veneto nel 1862 ha pubblicato una prima memoria importante proprio sulle ricerche di ponti e sul conflitto che si crea con un altro grande fotografo che si chiama Naia, che è il grande fotografo veneziano, che insomma di chi è il brevetto di questa invenzione? Se mio, se tuo, ma è stato un conflitto giuridico legale molto importante, ma il merito e la lungimiranza dell'Istituto Veneto è stata quella di esserci e di documentare la nascita di questo nuovo invenzione
artistica e scientifica, insomma, che si affacciava e che vedeva confluire dentro di sé la fotografia, ma anche i pantoscopi, i mondo nuovi. Allora, questo catalogo riunisce questi 10 meccanismi diversi legati alla visione che partono dalla visione delle vedute, del vedutismo settecentesco attraverso le macchine ottiche, appunto questi i mondi nuovi di cui parla Goldoni nei Rusteghi. Chi vustu me pare che già giovane mi diceva vusto andare a vedere il mondo nuovo o vusto che te daga doskei? Mi taccavo i doskei e adesso che i go e ga fruttam, go un piacere. I Rusteghi non avevano sposato lo spettacolo ottico che avrebbe avuto una grandissima diffusione grazie a questi portatori di immagine, ma grazie anche a questo meccanismo che rapidamente, oltre a far vedere il mondo e avere un racconto con della gente che vedeva all'interno di questa macchina, tentava di fare gli effetti notte e giorno. Questi effetti che verranno meravigliosamente sviluppati da Ponti e da Naia, insomma. Il libro ha tra le più belle fotografie in bianco e nero che abbia mai visto in libri recenti, in libri di cinema, di precinema. È proprio una qualità della fotografia che vi segnalo e si deve, tutti i 10 anni si devono al fotografo qui presente Barasciutti, che ha dato vita come regalato una vita ulteriore a questi oggetti. Ma Montanaro cosa nello sceglierli, cosa cercava? Penso proprio da architetto di costruire, far vedere che tutti questi meccanismi avevano questi apparecchi avevano dei meccanismi che sviluppavano poteri sempre più ampi della nostra visione. Questo regala il libro, poi regalano. Io mi sono occupato soprattutto degli icononauti, degli spettatori che viaggiavano nelle immagini e che quando hanno cominciato come persone comuni a vedere delle immagini, magari in tutta la loro vita vedevano 30-40 immagini. Oggi noi ne abbiamo a disposizione miliardi ogni giorno, siamo veramente coperti dalla possibilità di muoverci, vogliamo sapere immagini della NASA, digitiamo e vediamo, vogliamo vedere i film di avanguardia di Carlo Montanaro che ho cercato per 30 anni sapendo che lui magari uno non lo aveva ancora e sono andato a cercarmeli altrove e poi adesso digitando saltano fuori in 3 secondi, così come saltano fuori centinaia di film muti che sono andato a cercare di vedere in giro per il mondo, perfino in Finlandia. E grazie a questo libro di Montanaro si seguono appunto dei percorsi della visione, capiamo come per trasformazioni interne, volendo di tipo semi-darwiniano, insomma c'è un'evoluzione delle cose, noi arriviamo ai nostri poteri di visione, ma senza questi passaggi non sarebbe stato possibile. Ora, un altro merito di Montanaro, e qua mi chiudo, è quello di essere uno dei pochi, veramente ho conosciuto solo forse che si prende a tempo pieno
cura delle sue macchine soltanto Gaetano Martino a Oppido, che però ha una collezione gigantesca che forse non diventerà mai un museo come avrebbe voluto. Io ci ho lavorato una decina d'anni per tentare di farlo diventare museo. È una collezione di 10 chilometri lineari di materiali, quindi una cosa che si vede poco al mondo, insomma, come quantità. Purtroppo in gran parte è ancora tutta da schedare, quindi è una cosa apocalittico pensare. Mentre Montanaro ha una sua collezione tutta ben schedata adesso e visibile, e che si spera appunto continui a trasmettere la sua gioia di tutti questi materiali a cui lui dà poi l'occasione di girarsi in mostre continue, ma lui è diventato poi lentamente lo studioso che ha affrontato il tema del cammino della tecnica cinematografica. L'ha fatto prima per una cosa che avevo curato io per l'Einaudi, la storia del cinema mondiale. A un certo momento c'era un capitolo dal precinema ai meccanismi, e ho pensato che, siccome la mia idea era why not the best, che la miglior persona a cui chiedere di fare questo capitolo era Carlo Montanaro, che non solo ha fatto un capitolo bellissimo in cui si poneva il problema, ma tutti questi centinaia, migliaia di persone anonime che lavorano per la realizzazione di un cinema, vogliamo pensare anche a loro, cercare di... E lui poi ha sviluppato questo capitolo in un libro importante che, a mio parere, per quanto ne so, perché non ho più seguito tutta, a mio parere è l'unico libro che si occupa di storia della tecnica cinematografica. E quindi sono ben felice di rialzare di nuovo il calice per dirvi che questo libro, a mio parere, festeggia un decennale di coraggio, di persona che non ha mai perso la fede, nonostante tutti i venti contrari e è andato avanti, ci ha creduto e ha portato a termine questo suo sogno con successo. Quindi c'è il mio plauso, il mio piacere di essere qui a presentarlo, e l'augurio appunto che questo libro trovi l'ammirazione anche di molti lettori. Io sono una specialista del cinema muto, quindi è inutile che parli. Ha già detto tutto lui. Grazie Giampiero. Sì, dal casellario della mostra di cinema in poi qualcosa ho fatto saltuariamente. Non l'ho detto il casellario, ma è stato importantissimo per la mia raccolta di immagini della mostra. Perché mi trattava anche bene, insomma. Ecco, io prima di passare la palla a Francesco e magari chiosare un momentino anch'io, perché mi sto cominciando a emozionare anch'io, in realtà nel libro c'è anche un percorso fatto da un caro amico che proprio l'avvicinamento mio nei confronti di Pasinetti ha fatto conoscere e poi apprezzare, e Venezia credo gli sia molto riconoscente, perché è colui il quale ha portato avanti la Biennale durante il periodo del Covid, eccetera. E tra l'altro, prima di passare questo saluto attraverso il computer,
Roberto Cicuto sta sentendoci ed è la sorpresa, non ha potuto venire a Venezia perché aveva altri impegni, ma ci sarà fra un istante. Io vorrei, sempre parlando di Pasinetti, spiegare brevemente anche perché c'è un'altra dedica all'inizio del libro, una persona di cui il prossimo anno sarà il decennale dalla scomparsa, uno che è sempre stato un po' un volto fra la folla, come si usava in un film di Casani tanto tempo fa, nel senso che ha sempre fatto tanto ed era sempre in qualche modo chiamato come secondo, mai definito prima, e si chiamava Alberto Prandi. Quindi sono molto felice che questo libro mi consenta di mettere insieme tante amicizie, fra le quali quella di Roberto Cicuto, che credo ci stia ascoltando e vediamo se... Che son. Grazie Roberto. Grazie di esserci e di darci un salutone. Allora, intanto grazie a voi, mi dispiace moltissimo non essere lì, ma siccome oggi è stata una giornata drammatica, non solo per i ritardi, ma anche per le ragioni che li hanno causati, perché aspettavo amici da Bologna e da Milano e sono rimasti bloccati, qualcuno non è nemmeno arrivato a Roma perché appunto sono state queste interruzioni dovute a incidenti gravi con persone anche, insomma, che ci hanno lasciato la vita sui binari. Ecco, non sarei comunque arrivato in tempo probabilmente, ma sono felice di esserci. Sono felice per molte ragioni. Primo, per Carlo, che fortunatamente non solo nella mia veste di presidente di Biennale, ma anche prima, quando stavo a Luce Cinecittà, ho avuto il piacere di aiutare a portare Pasinetti a Roma dopo tantissimi anni in una mostra da lui curata con straordinari materiali, ma anche sono contento che ci sia Giampiero, che ringrazio infinitamente per la grande atto di generosità nell'aver voluto affidare alla Biennale, sotto la mia presidenza, gran parte della sua ricchissima ricchezza di libri che assieme al Fondo Chesice costituisce per la Biennale che aprirà a maggio del prossimo anno la sua nuova sede all'interno dell'Arsenale, uno dei fondi di testi di e sul cinema più importanti, credo che ci siano in Italia. Giampiero ha detto tutto, e secondo me ha pure rubato qualcosa da quello che ho scritto perché mi ha fregato due o tre passaggi che avrei voluto fare, ma del resto cosa possiamo fare, Giampiero? Pensiamo tutti le stesse cose di Carlo, che è una persona straordinaria, di grande tenacia, di grande capacità, che è uno scandalo che ci sia un paese come il nostro che invece di mettergli i tappeti rossi ogni tanto gli fa scalare delle rapide scaglie che lui ci ha restituito nella sua sede perché ci inarpichiamo su questo albero della gioia che è l'archivio, il museo della Fabbrica del Vedere, ma più che entrare nei dettagli vorrei dire quelle che sono le atmosfere che mi fanno vivere, aprire le pagine di quel libro. Io sono andato via da Venezia nel lontano 67, sono tornato per un periodo lungo durante i 4 anni della Biennale. Mi aveva fatto trovare il Covid, ma pazienza, al manco che avrò una ragione per entrare nella storia della Biennale. Detto tutto questo, quello che mi colpisce di questo libro è come restituisca, come del resto Venezia, sorpresa e grande pace interiore quando non ma sa gente per strada. È come arrivare in un campiello che non si era mai visto bene, oppure entrare in un palazzo e scoprire un giardino meraviglioso e nascosto. Ecco, io quando ho aperto questo libro mi sono sentito pacificato e ne ho sentito anche un silenzio, ma non un silenzio perché non si ha nulla da dire, ma uno di quei silenzi che portano veramente allo star bene, al riposo e al godere della bellezza. Perché, lo dico a chi non l'ha ancora toccato, non fatevi spaventare né dalla mole né dal peso reale, perché è un peso non solo di contenuti ma anche di etti, perché non è un libro decorativo, non è un libro dove ci sono le straordinarie fotografie che appunto vedete, non è un libro che evochi tante cose, ma è un libro che ci insegna a vedere, non solo a guardare. E vedere, quello che la fabbrica del vedere ci propone, è un'esperienza molto forte, un'esperienza, diciamo, come dire, sensoriale, che si deve godere da soli. Io credo che questo libro, a parte condividerlo, regalarlo ad amici e parenti,
visto che siamo vicini alle ferie, alle feste, non può essere considerato un oggetto bello da tenere su un tavolo del salotto, perché va veramente, come dire, lui ci accoglie, bisogna immergersi. Raramente ho trovato qualche cosa del genere. Credo che Giampiero abbia detto anche quali sono le originalità e l'unicità di questa pubblicazione, perché tutto questo benessere che ci restituisce anche tantissimo della storia, che non è solo la storia del cinema, ma è la storia dell'ingegno, ma che si sente anche la grande, come dire, artigianalità amorosa con chi ha messo assieme tutte queste cose e che è riuscito con grande fatica, come sempre in tutta la sua vita, a riuscire dei complici per fare questo volume che non è solo un anniversario, ma era un atto dovuto a qualche cosa che appunto o lo si scopre o non ci viene incontro, perché non ha trovato dei complici altrettanto simpatici e bravi che hanno costruito questo libro nel rendere più visibile tutto questo, nel senso di aiutare Carlo a farlo vedere in maniera più appropriata. Non che non sia bello, io penso che il posto dove sta e come si vedono queste cose sia anche quello una grande emozione e un'esperienza unica. Però oggettivamente tutta quella ricchezza e tutto quel sapere meriterebbe più attenzione da parte non nostra, di chi vedrà il libro e dei molti che sono andati a vedere, ma di una sterminata quantità di persone. E lo dico perché francamente riuscire ad imparare, ad emozionarsi senza nessuno che ci dice le ragioni per cui dovremmo farlo è un'esperienza veramente unica. Quindi con queste parole molto affettuose, tanto con Carlos scriveva in veneziano, non so neanche se capimo qualche volta, perché parlarlo ancora, ma scriverlo è veramente difficile. E poi ringrazio anche Giampiero per aver ricordato Camillo Bassotto, che peraltro Carlo ha portato in biennale nell'archivio, nella biblioteca dell'archivio, in occasione dei 20 anni della sua scomparsa. Quindi, insomma, anche noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare. Scusami, vuoi dire qualcosa? No, no, è partito qua sul computer misteriosamente l'altra sorpresa che sono delle immagini in movimento che vedremo alla fine. Ah, bene, Ho adesso mi sentito guarderemo partire qua, ho avvisato Gabriele che lo teniamo dopo. Io non voglio continuare a Scusami, dirlo. scusami. No, 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 figurati, pensavo volessi correggere magari. Già era i 20 anni, no, dalla scomparsa di Bassotto che abbiamo fatto quel convegno Assolutamente bello sì. Sì, alla certo, certo. biblioteca. Bene, bene, bene. Assolutamente sì. Va bene, poi so anche che tu hai sempre tentato di convincere la Biennale a fare un museo, non solo delle tue cose, in alcuni sedi, io pure ne abbiamo parlato, non sono pienamente convinto di quel tipo di impostazione, ma insisto che tutto quello che tu hai fatto e tutto quello che ci stai restituendo debba trovare maggiore attenzione non solo nella città di Venezia, che è distratta da tante robe, ma in generale nel mondo di chi vuole conoscere, sapere ed emozionarsi. Grazie a tutti, Fiori, è stato bello vedervi. Grazie infinite, tanti, tanti, tanti cari auguri, buon lavoro. Ciao. Grazie, grazie. Ciao, auguri. Ciao, ciao Roberto. Ecco, io direi che, dato che è un libro fotografico, c'è qualcuno che deve anche spiegare le sue emozioni. Tra l'altro, quando lo vedrete, lo sfoglierete, vi accorgerete di una complessità tridimensionale nella realizzazione delle fotografie e se lo vedeste lavorare lo bastonereste, perché lui lavora con 2 flash alti così. Non ha più i padelloni, come si chiamavano una volta, i fari grandi, un po' alla volta si è reso essenziale e tutta la ricerca della luce è in realtà il minimo indispensabile e in qualche modo anche nuovo dal punto di vista tecnologico, perché c'è un segnale che dalla macchina fotografica va a dire accenditi, spegniti, qua, 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 qua. Quindi in realtà chiedo a anche Francesco, che ci ha messo l'anima, soprattutto i primi anni che si portava tutto in studio e poi anche là la cosa si è un po' ridotta dal punto di vista umano, insomma, di darci questa sua partecipazione. Va bene, le foto sono, vedrete, sono molto essenziali.
c'è stata fatta una scelta di campo, no? Abbiamo deciso di fare delle fotografie che normalmente quando si fotografano oggetti per i musei vengono sempre ritratte su dei fondi bianchi o neutri. Noi abbiamo scelto il nero, per i quali ci sono stati anche dei problemi, no, tipografici che abbiamo dovuto affrontare, che hanno portato anche un ritardo, no, alla pubblicazione di questo libro. Ma il nero è fondamentalmente una forma di un tributo al cinema, alla sala cinematografica che si oscura e poi si accende la luce della lanterna o del proiettore. Quindi abbiamo deciso di raccontare questi oggetti avvolgendoli, prima con un telo nero, perché ovviamente dovevamo togliere la luce, però poi facendoli emergere da questo fondo, da questo buio, come se fossimo nella stanza di un bambino con accanto il papà che gli faceva vedere queste lastrine colorate attraverso le lanterne magiche illuminate da una candela. Insomma, immaginiamoci cosa potesse essere stato lo stupore di questo bambino all'epoca e forse magari potremmo anche percepire anche noi queste emozioni. Quindi io mi sono avvicinato a tutte queste lanterne magiche, a questi strumenti con grande curiosità. Io faccio il fotografo, conosco Carlo da 33 anni, proprio Alberto Prandi ci ha presentati. Era il 1992, avevo appena realizzato un lavoro con Alberto, quindi c'era di mezzo anche Camillo Bassotto, che è stato un carissimo amico. Quindi noi ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo lavorato facendo dei calendari, perché abbiamo lavorato prima per l'Ente Bilaterale Turismo, poi per la Venice per più di un decennio, poi abbiamo deciso di fare il nostro calendario e questo è stato lo scarto perché prima era un lavoro su commissione, ci chiedevano Carlo di fare una versione poetica, un'introduzione poetica di un progetto fotografico, però poi dopo abbiamo deciso di fare tutto da soli. E allora ho detto Carlo, ma fammi vedere le cose che hai e quindi andando, salendo per queste scale, frugando tra la polvere di questi scaffali, che Elisabetta poi ci ha aiutato anche a spolverare, abbiamo tirato fuori estratto proprio da questi scrigni, no? Impolverati, queste lanterne magiche che abbiamo spolverato e abbiamo deciso di rivitalizzare con una luce cinematografica. Le prime luci che usavo erano degli spot con la lente di Fresnel, proprio quelli che si usavano nel cinema hollywoodiano, proprio per ottenere delle luci molto contrastate. Ding, sì. Diciamo che i primi 7 calendari li ho fatti con con queste luci al tungsteno con le lenti di Fresnel. Poi la tecnologia ha progredito, sono riuscito a ottenere lo stesso risultato con dei lampeggiatori elettronici comandati con il wifi e quindi eliminare l'intralcio dei cavi, poter arrivare dall'alto, dal basso, quasi anche tenendo in mano la luce, quindi molto velocemente. Era una possibilità creativa infinita, cioè decidere di fotografare un oggetto, la luce viene dall'altro, una da destra, nel tempo di pochi minuti, non è come tirare sul cavalletto, cioè, e quindi poi la fotografia digitale mi ha permesso anche di vedere e commentare in tempo reale con Carlo il risultato, quindi poi le foto le vedete. Sono il frutto di tanto amore, amore per la fotografia, amore per la visione, per il cinema, per il vedere, che appunto non è guardare come è stato detto. E che altro dire? Fateci delle domande. Dico che sono grato a Carlo di aver portato in porto questa nave, no? E speriamo che in questo porto venga a visitarci molte persone perché insomma se lo merita. E quindi io ringrazio Carlo, ringrazio Brunetta, ringrazio tutti e buona visione, buon vedere. Bene. No, io vorrei finire semplicemente riadattando un po' tutto perché in realtà lo spirito in qualche modo che mi ha lentamente fatto cambiare anche strada, nel senso che
prima i film, poi il film, in particolar modo il discorso del cinema muto, e questo per l'insegnamento era fondamentale, poi l'avanguardia. Effettivamente io, prima dell'avvento del web, potevo dire di avere in tutti i formati possibili e immaginabili una raccolta quasi unica al mondo, e in realtà poi ebbi un allievo che mi diceva: finalmente ho visto una copia discreta, perché quelle che fa vedere lei sono un pochino più scadenti in realtà. Dico, ma dove l'hai vista? Perché io dicevo, voi venite qui e adesso vedete ciò che dovreste fare il giro del mondo per riuscire a vedere. E dice, ma come, non ha visto internet? E il mega copà. E da lì io in qualche modo ho ricominciato a inquadrare le cose, e questo discorso dell'icononauta mi è entrato dentro, e ha cominciato, come su certi film di cartoni animati, ci sono dei personaggi che addirittura sotto la pelle entrano da buchi, da anfratti e situazioni particolari anatomiche. In realtà poi quello che ha fatto scattare tutto è: ma Canaletto, chi gli ha fatto la camera oscura? Sappiamo chi è? Conosciamo il suo nome? Ma chi è? È a Sartora che ha fatto lo straccetto nero che si deve mettere sopra quella specie di scatoletta con una lente, che sarebbe questa benedetta camera oscura, dove si tiravano fuori non la base delle pitture o delle incisioni, ma un qualcosa che, riportato in studio a livello proporzionale, permetteva finalmente di recuperare in maniera corretta la prospettiva. E quindi quella terza dimensione che si continua a cercare sempre, sia in fotografia che anche nel cinema, con il ritorno periodico al 3D e cose di questo genere. Quindi in realtà queste curiosità mi hanno soprattutto fatto capire, ce ne fosse bisogno, che viviamo in una città unica al mondo, una città che non è stata nel tempo rispettata, soprattutto nell'ultimo periodo. Roberto l'ha fatto intuire da un certo punto di vista il presidente della Biennale del Covid, e in realtà ha potuto fare delle cose con una fatica assolutamente immane, ed è riuscito a portarle appunto a buon fine. Ma noi cittadini di Venezia, diceva sempre Roberto, in realtà quando uno che è gente vivremo molto meglio. E quindi ritrovarsi con in mano delle vedute d'ottica come quelle che potrete venire a vedere da venerdì appunto in fabbrica, con Venezia come oggetto, e ritrovarsi esattamente a constatare ciò che oggi si vede, anche se con occhi diversi e con strumenti diversi, perché è esattamente identica nelle proporzioni e tutto il resto. Però se poi pensiamo che noi subiamo invece che amare la città, ci dà ancora un po' più fastidio. Quindi quello che Roberto dice, il mio progetto di un museo della visione, da fare a suo tempo, e la cosa non c'era assolutamente Cicuto, ma già da prima, con un altro amico, con un architetto del Lido, Manoni, avevamo proposto di presentare un qualcosa che fosse collegato proprio alla tecnologia, come il metodo di riproduzione avrebbe potuto in qualche modo farci capire come si è sviluppato tutto il memorizzare, prima con l'incisione, poi con la litografia, poi con la fotografia, poi con il cinema e oggi col digitale. Questo è il percorso che mi piacerebbe stabilizzare. E tra l'altro dietro di me ci sono almeno 5 o 6 collezionisti, da Gabriele Coassin in poi, e tanti altri, compreso un ottico di Venezia che ha Vascellari, ha delle cose assolutamente straordinarie, gli occhiali del Doge del 600, eccetera, eccetera, e potremmo fare un qualcosa che a quanto pare non gliene frega niente a nessuno. Lo dico sottovoce perché dopo va in internet e magari mi denuncia anche, insomma, adesso con questa storia sulla magistratura e compagnia. Quindi in realtà, e concludo, il sogno è da un lato, come vedrete anche a breve con le immagini che vi faremo vedere, giocare con quelle immagini, vedere come si toccavano alcune di queste macchine più o meno giocattolo che abbiamo scelto, pubblicato nel calendario, poi rifotografato ingrandendole, perché l'altra cosa che faceva
Francesco, in realtà, al di là del calendario da tavolo, era fornirci sempre di stampe bellissime, molto grandi, e quindi il libro vuole in qualche modo essere una via di mezzo fra le stampe grandissime e quelle piccole del calendario, proprio per far godere di più l'aspetto anche rettangolare delle fotografie. Quindi, insomma, sarebbe il museo che manca, ma mi auguro che anche questo possa aiutare un minimo di dibattito in città per permetterci di arrivare a questo risultato. Insomma, ecco, questo è un po' ciò che mi auguro, che sono disposto a lavorare ancora con i tempi e con i modi un pochino rallentati dall'età, ma per il resto, insomma, ci siamo. Ecco. Allora, io direi se c'è qualcuno che vuol chiedere qualcosa, se no vi inviterei a vedere questo programmino che abbiamo messo su, sempre con Elisabetta di sopra, non solo moglie, ma anche attivo e solidissimo collaboratore nel lavoro grosso, quello faticoso. In realtà sono dei pilloline fatte per spiegare alcune di queste macchine, pilloline fatte per spiegare qualcuno dei calendari, e su questo io credo che poi possiamo salutarci e farci gli auguri. A partire dal 1671, da quando esce la seconda edizione dell'Ars Magna Lucis et Umbrae, la descrizione della lanterna magica comincia a far nascere sogni e desideri. È un gesuita, padre Kircher, che racconta una cosa che in realtà era stata messa a punto da un olandese, Christian Huygens, che tra l'altro è anche lo scopritore degli anelli di Saturno. È una scatola che a seconda del periodo varia come materiali, che contiene una fonte di illuminazione, c'è ovviamente un camino che dissipa i fumi perché la combustione esiste, e davanti c'è un obiettivo che permette di mettere a fuoco che cosa? Ciò che viene inserito fra la luce e l'ottica, ovvero qualcosa di vetro, che è un materiale abbastanza tranquillo e trasparente, che può addirittura essere sovrapposto in più strati, offrendo fin dal primo momento anche l'idea del movimento. Un topolino che cerca di inserirsi, riuscendoci, nella bocca di un signore che sta dormendo alla grande. Quindi c'è tutto un gioco di rimandi che hanno a che vedere anche con il movimento. Quindi la lanterna magica prefigura quello che poi sarà la fonte di illuminazione anche del nascente cinematografo.
i bambini potevano giocare con la lanterna magica. Fra la fine, metà e fine 800 in realtà delle piccole apparecchiature casalinghe che avevano cominciato a esistere grazie a luce ancora non elettrica, attraverso delle piccole fessure potevano ospitare delle lastrine molto piccole che permetteva degli spettacoli casalinghi. Con l'avvento del cinematografo si è subito pensato di rendere misto l'apparecchiatura, ovvero di avere da un lato la possibilità di proiettare le lastre fisse, ma dall'altro anche di costruire meccanicamente la cosiddetta croce di Malta, che è l'elemento che a scatti permette alla pellicola di ricostruire nella proiezione un determinato movimento, un'azione, eccetera. Ed ecco che i venditori di queste apparecchiature e giocattoli hanno pensato di ricalcare il cinema dal vero. E cosa hanno fatto allora? Hanno preso delle copie di film e le hanno trasformate in matrici litografiche. Così la pellicola in realtà non è il nitrato di cellulosa rivelato, ma è il nitrato di cellulosa che veniva stampato addirittura e poi ritagliato con la perforazione, addirittura come se fosse realmente un film derivato da negativo, mentre invece era una cromolito, ovvero una stampa litografica a colori. Nella casualità, nell'archivio che io ho acquisito insieme alla Fabbrica del Vedere, nella collezione d'Este erano presenti due chicche assolutamente straordinarie. La prima è una delle primissime pellicole, anzi la seconda pellicola di Georges Méliès, Andata perduta, e che in maniera un po' più succinta, saltando qualche fotogramma, è stata ridisegnata ricalcando dalla pellicola originale. E l'altra, e queste sono le scatolette con cui si vendevano questi anelli di pellicola, perché in realtà la pellicola veniva, come si può vedere, incollata in testa e in coda, diventava un anello che quindi era ripetitivo e permetteva di vedere o Méliès o addirittura Loy e Fuller a cavallo fra l'8 e il 900, grazie alla scoperta della luce elettrica, ha inventato la danza serpentina, che permetteva a dei costumi di tulle leggerissimo bianco che lei indossava di mutare costantemente il colore, ed era un'invenzione assolutamente strepitosa di cui potevano in qualche modo interessarsi perfino i bambini in casa. Anche una parte dedicata a dei fotogrammi originali di pellicola, e queste pellicole originali appunto poi fanno parte del programma che le fa vedere in movimento. Ma nel libro ci sono gli ingrandimenti, non so come è riuscito a inventarsi una specie di pezzettino di legno a forgella che si camuffa con lo sfondo delle fotografie. In realtà era magico vedere questi 35 o 70 mm, vedremo, arriviamo fino all'IMAX, proprio per dare l'impressione completa dell'inciso. È stato ribadito più volte sia da Giampiero che da Roberto Cicuta. E questa è la copertina del libro, la pellicola di questo film è la foto di copertina del libro.
dalle origini alla fine, da un certo punto di vista, l'ultima mostra del 2020 alla Fabbrica del Vedere con pezzi autentici importanti. Questa qui ad esempio è una stampante, ovvero una macchina per fare le copie dei film del 1905 della Pathé. Si metteva all'interno di un caricatore doppio che ha quindi due posti per riuscire a inserire qualcosa, e sopra si metteva il negativo sotto la pellicola vergine, si chiudeva, si inseriva e poi attraverso una lampadina, molto banalmente, la luce entrava, mentre con una manovella si riusciva a far passare contemporaneamente negativo e pellicola vergine, che ovviamente partendo dal negativo creava la copia. Non poteva superare i 30 metri e quindi questa qui era una scatoletta sempre della Pathé che conservava questo tipo di pellicola. Da allora fino quasi alla fine, cosa sono cose importanti che possono essere accadute? Può essere accaduta la nascita del sonoro, e il sonoro, ecco che crea un momento assolutamente straordinario, perché come per l'immagine il sonoro è trasformato in luce, ed è la cosiddetta colonna sonora ottica che veniva messa a lato della pellicola. Tra l'altro questa è una copia di uno dei primi film di Mickey Mouse, che è stato, tra l'altro, è nato proprio con la nascita del cinema sonoro. Andando avanti arriva il colore, arrivano le cose importanti, e in particolar modo un qualcosa di unico. Che cos'era? Il cinemascope. Il cinemascope, che in particolare aveva un utilizzo molto strano della pellicola, con i buchi più piccoli e con il magnetico, che è questa traccia marrone in realtà che permetteva la stereofonia. Però la cosa straordinaria era che questa è una coda originale proprio delle origini del sistema, che addirittura grida praticamente con la sua dimensione la grandezza assoluta che tentava di difendersi dalla TV. L'immagine veniva schiacciata e, come vedete, l'ovoidalità che si vede anche dal di fuori vuol dire che poi da un lato veniva compressa e poi veniva riallargata fino ad avere il doppio, più del doppio dell'immagine iniziale. Doppio che è stato recuperato nel tempo con il 70 mm, che qua poi potete vedere la grandezza incredibile di questa pellicola. 7 centimetri di larghezza, ovviamente l'immagine era un po' più piccola dal punto di vista della rappresentazione, perché c'erano poi le perforazioni, tutto quello che serviva per riprodurre perfettamente anche la parte sonora. Il massimo poi ottenuto è stato l'IMAX o IMAX, che dir si voglia, dove la pellicola del 70 mm invece di essere verticale diventava orizzontale, con una larghezza infinita ed un dettaglio assolutamente straordinario. E il cinema d'animazione, il passo 1, fa capire esattamente come funziona la stampante. Questo è un documentario didattico, e come la pellicola lentamente poi arriverà fino a casa dopo lo sviluppo. Qui non si sente l'audio, ma è il primo sistema possibile della Gaumont per riuscire a sincronizzare voce e suono, e siamo nel 1907, 8, 10. Sono prove fatte con dei sistemi che hanno sbalordito il mondo, ma potevano essere sentite solamente con dei proiettori particolari e che facevano parte proprio del circuito della Gaumont, che è l'unica casa che ancora continua ad esistere. E questo era il risultato, con la copia colorata a mano anche delle facce del cantante. Vous battiez-vous ma charlotte, étiez-vous souffrante? Je vous entendais gémir, je n'ai pas pu dormir. Questo invece è colore, è un altro sistema sempre della Gaumont, siamo nel 1910-12, in realtà con un colore, 3 immagini colorate con la selezione cromatica della sintesi additiva, e che riguarda Venezia. Purtroppo sono più passaggi e quindi
non è come vedere la pellicola reale, essendo copiata da DVD o da cose del genere, però insomma è una restituzione del colore che in maniera sistematica diventerà possibile solo negli anni 30, nella seconda metà degli anni 30. E si chiama Chronochrome Gaumont. Nel libro c'è l'obiettivo di proiezione. Now, I'm going to let you see a few more scenes of the jazz singer. E questo è il primo sonoro col disco, il Vitaphone. Al Jolson che canta Mami. That was great, wasn't it? Now, these few little scenes that you have just seen only give you a vague idea of the rare treat that is in store for you when America's foremost entertainer makes his appearance here in the Jazz Singer. And at that time, you are not only going to have the opportunity of seeing Mr. Jolson, but through this marvelous invention, Vitaphone, you are also going to be able to hear him talk as well as sing. And, oh, Meme, how that bird can warble. And now I'm not going to take up any more of your time, but don't forget, at this theater, Al Jolson in the Jazz Singer. Good night. Screen as you now know it in its customary shades of black and white. Here it is with the rich reality of natural color. This specially prepared scene of Miriam Hopkins as Becky Sharp shows her transformed from phantom shadows into the breathless beauty of living color by the greatest achievement in motion pictures since the advent of sound. Questo è il primo film ufficiale in cinemascope del 1954, dove addirittura si vede lo schermo che come in un palcoscenico viene svelato dal sipario che si apre.
vero cinemascope è 1 di altezza per 2,55 di larghezza, quindi più del doppio rispetto all'altezza. Il 70 mm è più o meno uguale, ma era largo 7 cm, non più 3 cm e mezzo. E questo è questo pazzo mondo, che è uno dei primi film girati. Forse il primo, no? Il primo film. Abbiate pazienza. Vorrei essere meno assolutista, ma è così. Ed ecco l'ultimo. C'è chi crede che IMAX non sia altro che uno schermo più grande, ma pur trattandosi di un grande schermo curvo dal pavimento al soffitto e da parete a parete, IMAX è molto, molto di più. IMAX sono le camere a pellicola e digitali con la più alta risoluzione esistente, in grado di ottenere incredibili immagini per il grande schermo. Le camere digitali IMAX sono capaci di ottimizzare al meglio per i nostri schermi la nitidezza e i dettagli. IMAX è DMR, un processo di miglioramento proprietario che lavora su ogni fotogramma, consentendo di guardare un film con immagini più limpide e nitide, proprio come le ha volute il regista. IMAX è uno spazio cinematografico su misura progettato per aprire il vostro campo visivo di 70 gradi, che vi porterà letteralmente a immergervi nel film. IMAX sono i proiettori dai colori più brillanti e i sistemi audio brevettati e dedicati che raggiungono un'ottava più bassa dei diffusori tradizionali per farvi sentire parte dell'azione. Ogni poltrona del cinema è singolarmente collocata per una visione ottimale. In oltre 50 anni, IMAX ha saputo unire tutti questi elementi per offrire l'esperienza cinematografica più immersiva del mondo. IMAX. Film al massimo.